Allora, niente, io non amo parlare di politica, non sono nemmeno in grado e all'altezza di farlo, però mi interessano molto le dinamiche umane, i rapporti, diciamo, interpersonali tra le persone e così. Ma volevo dire, no, pensavo, ma mo, chi no, chi su cose, chi su Cristiano, diciamo, ha pensato di fare sta cosa, ha pensato di fare questo atto irresponsabile, che veramente uno dice, ma chissà, ma che sta facendo, che capite? E mo l'ha voluto fare. Mo immagino, io la cosa che penso, in un momento normale, politico normale, lo fai, diciamo, la vita politica è tua, insomma, tutte le persone attorno a te ci fa, che ne sai, non bene, manca a sapere prima, ma in un momento così di emergenza totale, immagina, ma chi se ne ha una famiglia, amici, persone attorno a lui che possono intervenire, cioè io non dico nemmeno le sorelle e i fratelli, cosa, o sangue, coscio, mi rendo conto che uno non se ne rende nemmeno conto, non è obiettivo, allora tu sei obiettivo e fotografo, però dico persone, i canali, cognati, no? Che tenissore, cognati che già tra cognati e cognate, insomma, siamo in un atteggiamento più critico. Canali, un po' dice Cina solo, dice sì, ma frate, stava facendo, dice chissà, che poi sono toscano, quindi dice, ma scusa amore, ma la frase no, a me, no, cioè dobbiamo intervenire, chi si accappotta a tutto qua, cioè un cognato, tutti mi ci una macchina più carina di noi e andiamo a Bascio Palazzo proprio su e interveniamo, che ne so, un zio, cioè un'autorità familiare, il fratello del padre, no? Cioè, zio Renzo, se sarà, no? Renzo, come sono scemo che si chiama zio Renzo, ha chiamato Renzo pure. Allora lui, Renzo, no? Ma due zie, ma due nipote dice, no, a te, ma gli dici, uno in pace, si va a stupare, noi già stiamo guaiando. Ecco, questo non capisco. Come è possibile che le persone attorno a lui non intervengono per scongiurare questa cosa, no? Non lo so. Io vero che Achille pure si intervenivano, lui avrebbe fatto così. Però, perché come si dice un vecchio adagio toscano, a ogni mettere rum, un strunz, ma